Eder, Mech, Pallister. L'altro giorno mi hanno chiamato gli inquirenti per dirmi che avevano da mostrarmi un reperto. Onestamente pensavo che potesse essere il portachiavi, pensavo potesse essere per la fede, pensavo per la rubrica e naturalmente per il bracciale. E niente, quando siamo stati là abbiamo fatto comunque, abbiamo scritto tutto quello che c'era da scrivere. Io ho portato diverse immagini di bracciali di Lilly che avevo a disposizione e vediamo, uno sembrava un po' simile diciamo a quello che è il reperto, però logicamente non posso stabilirlo io né guarderanno loro che hanno logicamente il bracciale e vedranno meglio le fotografie. E in effetti quello che voglio dire è che sono comunque contenta che Sergio abbia fatto eh, questo scritto al questore di Trieste, in quanto appunto già nella prima parte delle indagini, soprattutto lui veniva detto che tutto va bene, tutto va qua, tutto va là e che logicamente è un suicidio. Io quello che volevo dire è che appunto ci fa un po' strano queste considerazioni private, perché alla fine gli inquirenti, poi ci viene detto per la verità prima che inizi un'autopsia e la seconda autopsia direi molto importante, quindi mi fa strano e le dico ma proprio strano forte perché in questi giorni prima della riesumazione o giù di lì allora abbiamo un Sebastiano che in diretta ci dice sicuramente è un suicidio, è morta il 14. Bene. La dottoressa Bruzzone ci dice che con i suoi 5T viene a sapere che praticamente i 24 punti hanno guardato, hanno fatto, è già risolto e non emerge niente. Poi veniamo chiamati, convocato separatamente ognuno di noi per il reperto, emerge anche qua il suicidio. E siamo tutti alla ricerca della verità. Non è che stiamo cercando delle cose particolari o altro, credo proprio tutti siamo per la ricerca della verità. E io quello che sono convinta è che Sergio non si fermerà mai. C'è la frattura al naso? Può esserci, non esserci la frattura, mi scusate, ma perché lo scrivono? Primo. Seconda cosa, Lilly nell'estate 2021 si è operata anche un dito. Non mi risulta che sia stato segnalato questo, quindi anche nell'autopsia avrebbe dovuto uscire. Poi abbiamo capito tutti che praticamente queste indagini, sia a livello medico-legale, sia proprio come indagini, sono proprio superficiali. Direi tante cose sono state iniziate ma mai terminate. Allora vedete voi che il signor Sebastiano il giorno 15 omette di dire che ha il magazzino, mentre gli inquirenti sapevano già la mattina del 15 che Sebastiano ha il magazzino, anche noi gliel'avevamo riferito agli inquirenti. Non ho mai capito, per esempio, perché gli inquirenti mi hanno sentito, io parlo per me, ma penso che valga anche per gli altri, molte volte e non è stato mai formalizzato. Vedete, una cosa che proprio mi dà fastidio da 2 anni, che il signor Sebastiano non ha mai nominato quando gli inquirenti vengono su già il 15, che lui possiede anche una moto. Ecco, la moto poi è risultata da testimonianze già 2 giorni prima parcheggiate vicino a Piazzale Gioberti, non è mai stata citata la moto e se andate a vedere nel faldone c'è anche una pescheria che dice lui veniva sempre in moto o in bicicletta. Ecco, perché la moto non viene mai, non emerge mai? Poi vedete ci sono tante cose, infatti non credo che in modo improprio il GIP abbia fatto 25 punti, di controllare 25 punti, non viene mai segnalato, qui si parla sempre di appunto che hanno tutto risolto, c'è la GoPro da chiarire, abbiamo una GoPro perché vedo che indicate sempre i punti del GIP, ma qui mancano parecchi, ce ne sono 24 signori, 24 punti da chiarire, ci sono i punti del GPS con questo nuovo sistema. Ecco, io non lo so se questo porterà alla verità o meno, io mi auguro tanto di sì, ma fatto sta che abbiamo messo Liliana su un banco di imputati e la consideriamo suicida.
Siamo solo noi, gli amici, gli parenti che la consideriamo e sappiamo che non si è suicidata. Allora io dico questo, perché non ci hanno ascoltato di più? Perché non hanno sentito? Perché in 2 settimane non hanno portato tutti in questura per dei bei confronti? Perché non lo hanno fatto? Ecco, questo io dico, perché non è stato fatto nulla. Sono state fatte delle indagini, hanno fatto faldoni su faldoni, ma alla fine per cosa, se poi un GIP trova... Quanti casi abbiamo dove sono stati poi segnalati 25 punti? 25 punti, signori. Io vorrei, non so come guardare, ma vorrei capire in una statistica in quanti casi 6 mesi hanno aspettato per consegnare le carte. Il 3 gennaio tu, Salvo, e Claudio Sterpin siete a 200 metri dal luogo di ritrovamento. Noi abbiamo spiegato agli inquirenti più volte ed è tutto registrato nelle SIT che andavamo sempre a portare le cagnoline. No, intanto non andiamo lì, ma siamo a oltre 200 metri di distanza, siamo in un giardinetto sotto che andiamo ancora oggi, ogni giorno. E infatti veniamo comunque beccati col GPS in questo posto. Noi siamo al Teatrino Basaglia. Il Teatrino Basaglia non è nel campetto dove è stata trovata Lilli. Quindi noi parliamo con Sterpin che ci dice, anzi parlano, Sterpin chiama Salvo e gli dice: dove siete? Siamo qua al Teatrino Basaglia. E allora dice: vengo anch'io, bene, vieni anche tu. Troviamoci al Posto delle Fragole. Il Posto delle Fragole è un bar che ormai tutti i giornalisti straconoscono ed è vicino al posto vicino, ma non è sul posto. Dove è stata ritrovata Lilli non esiste. Non è logico pensare che Gabriele e Salvo possano avere un ruolo nella morte di Liliana, tuttavia delle dichiarazioni che sono presenti negli atti di Gabriele e di Salvo hanno da sempre destato delle perplessità. Ad esempio abbiamo sempre saputo sia da Sebastiano che da Gabriella che lei il 14 scende da Sebastiano nel pomeriggio. Invece nelle SIT sembrerebbe che Salvo racconta una storia diversa. Quindi di ragioni per far polemiche se ne possono trovare a bizzeffe, ma non sul fatto che molti residenti nella zona di San Giovanni andassero al parco dell'ex OPP coi cani. Questa è un'informazione nota e risaputa sin dai primi giorni della scomparsa di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.